Cari amici, ben ritrovati, buone feste a tutti. La via del Presepe riparte dalle frontolo. Siamo all'interno del Mulinetto della Croda, una bellissima location per una bellissima mostra. Abbiamo qui con noi il piacere di avere due rappresentanti dell'associazione Mulinetto della Croda, Roberto Morgan e Lorenzo Genni. Parliamo con te, Roberto. Che edizione è innanzitutto e quali sono le novità di quest'anno? Allora, siamo arrivati alla 23esima, ininterrotta, se dobbiamo dire, anche dopo alcune vicissitudini, ma siamo riusciti a mantenere sempre viva questa mostra, diciamo, molto importante per il nostro, durante il periodo delle mostre che noi facciamo. Riteniamo che quella dei presepi sia la più importante, diciamo, anche per attrazione del pubblico, dei nostri visitatori, quindi sia visitatori, diciamo, frequentatori di ogni anno, ma anche per quelli che vengono da lontano, che trovano sicuramente qui al mulino, a parte, diciamo, che è già un presepe in se stesso, trovare i presepi all'interno di un presepe dà una sensazione diversa da tutte le altre manifestazioni presepistiche che ci sono in giro. Noi chiaramente non siamo i migliori, però devo dire la verità, con la Jenny Lorenzon, che sicuramente se non ci fosse lei questa mostra non esisterebbe, dopo purtroppo la perdita di Lorenzon Pietro, che era lui diciamo il principale esecutore di questa mostra, siamo veramente contenti che siamo riusciti anche quest'anno a realizzarla in tempo utile diciamo dall'8 di dicembre che abbiamo fatto già l'inaugurazione, e sarà aperta fino alla fine del 2 febbraio, anzi fine di dicembre. Roberto, le date le diciamo dopo. Tu mi dicevi è una mostra di persone qualsiasi, però quest'anno ci sono due particolari artisti con la maiuscola. Diciamo che abbiamo sempre ogni anno delle particolarità. Dobbiamo sempre citare il nostro Dalcol, diciamo, che è un artista sicuramente eccezionale. Abbiamo quest'anno anche Salton Ralph, che ha fatto anche lui un presepio molto bello, bellissimo da vedere. Abbiamo comunque riportato anche il Venezia, diciamo, di quelli dei nostri amici di San Daniele, che è sulla stanza in alto, con piccole modifiche, diciamo, che comunque quello è animato, e anche tra l'altro col ciclo giorno e notte, che dà sicuramente un qualcosa in più rispetto a quelli, diciamo, dei presepi statici normali. Però voglio dire, abbiamo anche diciamo altre opere chiaramente che sono importanti, non le possiamo citare tutte in questo momento perché ne abbiamo circa, penso, una trentina, quarantina, ecco, anche cinquantina. Quindi poi abbiamo, tra l'altro, importante da capire e da vedere, all'esterno ci sono altre attività che sicuramente hanno il loro fascino, e sicuramente vi invitiamo a venire a vedere. E naturalmente invitiamo anche noi, perché i tempi tecnici per le riprese televisive sono pochi, sicuramente altri presepi li potete vedere venendo qui al Mulinetto della Croda. E a tal proposito, Natale è passato, la gente è affluita numerosa, però ci sono le varie date adesso che ci aspettano. Sicuramente, tra l'altro tenendo conto che in questo periodo siamo aperti tutti i giorni, e questo è molto importante, fino al 6 di gennaio, perché sappiamo che questo è il periodo clou per i nostri visitatori, e sicuramente avrete modo di arrivare, se non avete tempo in queste festività, di arrivare anche alla fine di gennaio, visto che siamo aperti fino al 2 di febbraio, insomma. Quindi con che orari? Beh, diciamo che allora abbiamo detto che nel periodo, diciamo, clou dal 21 di dicembre fino al 6 gennaio tutti i giorni, poi abbiamo logicamente, come l'orario normalissimo, il sabato, domenica e le festività. Però comunque vi potete consultare il nostro sito internet, sicuramente manderemo delle informazioni in Facebook e in Instagram, ma anche chiaramente se qualcuno ha dei dubbi ci manda una mail, in qualche modo comunque rispondiamo a qualsiasi informazione che è necessaria. Grazie Roberto, grazie Genni della presenza. Sicuramente verrete numerosi qui al Mulinetto della Croda. Natale è passato, però qui tutti noi vi auguriamo un buon fine e un buon inizio 2020, che sicuramente
trascorrerete nei migliori dei modi e riceverete mille doni che solo il Signore può portarvi nel 2020. Qui dal Molinetto della Croda, Roberto, Jenny e Luigi vi salutano e buoni auguri. We'll take a cup of kindness yet for all anxiety.